La macchina ha già chiamato i cavalli per l'avvio di questa quinta corsa. Il premio Focata, dotazione di 13.200 euro, cavalli di ogni paese di 4 anni, vincitori da 15.000 a 40.000 euro. Una bellissima corsa. Andiamo a vedere il campo partenti con l'1 Gilly Griff, Enrico Bellei, 2 Giuliana Indal, Lorenzo Besanna, 3 Go Big F, Francesco Facci, 4 Gianno dell'Est, Emanuele Matteini, col 5 Gilda Indal, Pietro Gubellini, 6 Giove Derum, Roberto Ruvolo, seconda fila per il 7 Grillo Jet, Andrea Farolfi, 8 Catcher in the Rai, Antonio Di Nardo, 9 Giselle Trio, Giuseppe De Filippis, 10 Gabri Cup, Riccardo Pezzatini. La macchina li ha già raccolti, li sta già lanciando, sono partiti e Giove Derum prende subito il comando in un batter di ciglia, è già davanti a tutti e precede il numero 4 Gianno dell'Est. Erano i due candidati, ma non c'è stato match. Roberto Ruvolo ha preso decisamente la prima posizione, precedendo appunto Gianno dell'Est, e già ci avviamo in rallentamento ai primi 200 metri. Terza posizione per Gilly Griff, primi 200 metri in 14,6, e incominciano già ad agitarsi le acque da dietro, perché qualcuno incomincia a proporsi, ed è il numero 3 di Go Big F, cavallo molto bello con una storia molto importante anche recente. Arriviamo ai 400 metri in 29,6 con Go Big F, che si trova adesso ai fianchi del leader Giove Derum. Quindi Francesco Facci ora veleggia ai lati appunto del leader di Giove Derum, dietro di loro c'è Gianno dell'Est e poi tutto il gruppo capeggiato alla corda da Gilly Griff. 600 metri in 44,2, è una media di 13,6, quindi si va ma neanche troppo. Quindi poi abbiamo che arriva da dietro Gilda Indal, e dietro di lei Numero abbiamo la compagna 8, di scuderia Giulia Indal. Viene Cat Sharing eliminata in the Catcher in the Air, Rai, che per squalificato. un'apertura prolungata. Siamo passati davanti alle tribune e ora andiamo al chilometro con le posizioni che sono rimaste immutate, con Go Big F che attende le mosse del leader. 1:13,2 per il chilometro, continuiamo un po' su quell'andatura, 14,7 per quella che è stata la penultima curva, e ora sta prendendo un po' di velocità il leader della corsa Giove Derum, Numero che arriva 2, così ai Giuliana 400 Indal, metri. Abbiamo un squalificato. 14,2 per le rette delle scuderie e altri Numero cavalli 10, si Gabri eliminano in Cup, rottura. Se ne sta squalificato. andando Giove Derum, seguito solo da Gianno dell'Est. Go Big F sta perdendo un po' di efficacia nella sua azione, prova a arrivare dal fondo Grillo Jet, ma è tanta la distanza da recuperare. 14,7 per la curva, sta controllando, si guarda indietro Roberto Ruvolo, non c'è più nessuno che sembra possa riuscire, c'è un leggero calo, ma è Giove Derum che se la porta a casa davanti a Gianno dell'Est e a Grillo Jet. 1:12,3, tanta roba. 1:56,3 per completare il percorso di questo miglio per il vincitore Giove Derum, Roberto Ruvolo, sia al training che alla guida per la scuderia Starlight, e questo per Giove Derum maschio da 4 anni, da Trolley e Talgers Derum, che vince. Quindi al secondo posto il 2, al terzo posto il 7, al quarto il numero 3 e al quinto posto probabilmente il numero 5 di Gilda Indal.